Una ricetta in meno di un minuto. Quella cuciniamo insieme ad Andrea genovesi alla palermitana. Genovesi o palermitana? Amolindi in cucina. Stendiamo la pasta frolla su una spianatoia ben infarinata fino ad ottenere un ovalino, dopodiché la andremo a farcire o con della crema di ricotta come ho fatto io o con della crema pasticcera, da noi chiamata anche crema gialla. Sigilliamo, diamo una forma a radiolo e poi con un coppapasta irrigata la rendiamo più elegante. Due pizzichi dietro, perché a noi palermitani le genovesi piacciono con il lato B alto, mentre negli altri posti fanno un classico raviolo, seppur buonissimo come il nostro, in forno a 200 gradi, zucchero a velo sopra e passiamo al taglio. Sentita la fragranza? Bella madre!